L'Entiai nel comune di Borgo Valbelluna è diventata per 4 giorni la capitale europea del modellismo su pista. Da giovedì 10 a domenica 12 ottobre la My Candy Arena ha ospitato le finali dell'Euro Nitro Series 2025, il campionato più importante del modellismo con motore a scoppio. Sì, sicuramente questa è una realtà nuova, innovativa, non solo per il nostro comune, ma per tutta la provincia di Belluno. Per noi è un onore poter ospitare un campionato che è stato conteso tra Barcellona e l'Entiai. Sembra una cosa quasi assurda, però è la realtà e questo è grazie alla My Candy Arena. Oltre 170 piloti provenienti da tutta Europa si sono sfidati nel nuovo tracciato realizzato dall'associazione Prealpi RC, scelta come sede della tappa conclusiva del circuito internazionale. Sì, è una manifestazione a livello europeo e sono molto orgoglioso e molto felice di averla portata all'NTI per una soddisfazione personale, per dare soddisfazione a Andrea e Michele che hanno creato questo paradiso per noi del modellismo e anche per appunto la comunità che vede che comunque è una realtà che muove parecchia gente e quindi tutte le strutture qui nell'intorno hanno sicuramente un buon indotto anche diciamo, a livello di appunto, hotel, ristoranti e credo sia un segnale positivo per la comunità. L'organizzazione è stata curata dalla famiglia Reinhard, riferimento storico del settore, insieme al team guidato da Michele Dalla Piazza e Andrea Grigoletto. Sì, è importante perché questa tappa delle NS, che è l'Euro Nitro Series, per noi è fondamentale quest'anno. A parte che appunto è tra le 5 gare che abbiamo fatto quella più importante, quella con cui si può avere più notorietà anche a livello mondiale perché è conosciuta da tutti i modellisti questa gara e siamo veramente orgogliosi, sono orgoglioso anche di poterlo ospitare e di aver qua tutti questi piloti da tutto il mondo alla fine. Gara che può essere trampolino di lancio, avete già qualcosa in programma per il futuro? Beh, già averla, diciamo, la riconferma di questa gara qui delle NS il prossimo anno sarebbe una cosa già fantastica, sinceramente. Abbiamo presentato comunque altre richieste di altre gare importanti, ma non posso ovviamente adesso dire se le avremo oppure no. E comunque questa sì, è sicuramente un trampolino di lancio per noi e per tutta la pista. La struttura è stata attrezzata con box, maxi schermi, aree ristoro e spazi per camper. Le serate sono state animate da musica e intrattenimenti per il pubblico. Come abbiamo sempre detto dall'inizio è un sogno che diventa realtà ed è un sogno che diventa realtà anche avere questo tipo di competizione che è la massima serie a livello europeo attualmente, o meglio quella che raccoglie più adesioni, più piloti e abbiamo il round finale del 2025 che si corre proprio qui nella nostra pista. Per 4 giorni l'NTI ha accolto i migliori specialisti del mondo nitro in un evento che ha unito sport, passione e partecipazione della comunità.